Buona giornata, ben ritornati in nostra compagnia e periodicamente, ormai lo sapete ma ne fate richiesta anche voi, noi ci dedichiamo un capitolo delle nostre trasmissioni a parlare di agricoltura. Lo richiedete anche voi perché effettivamente è un settore che attira moltissimo, che incuriosisce chi non lo conosce, che ha una valenza importante per chi ne opera. Sappiamo che anche molti del settore ci seguono, forse anche in virtù della fascia oraria compatibile e delle repliche che sono comunque fasce serali in cui molti possono anche vedere, e chiedono effettivamente quali sono le situazioni, quali sono gli incentivi, cosa si può fare, che opportunità ci possono essere anche per i giovani che magari vogliono cimentarsi in un'attività che sembra offrire molto. Per capire lo stato dell'arte, cosa sta succedendo, cosa si muove, come sta andando il settore agricolo, noi abbiamo naturalmente i nostri partner fissi, stabili, la CIA di Padova. Ben arrivato al presidente, ben ritornato Claudio D'Ascanio, Presidente, grazie di essere qui con noi per aggiornarci, e ben arrivata anche Daniela Zanin, Presidente Provinciale AGIA, che adesso ci spiegherà bene di che cosa si tratta. Ci fa piacere, e anche questa volta avete visto, come promesso vi abbiamo portato una figura giovane che ha riscosso molto successo anche la scorsa volta, il giovane piccolo imprenditore agricolo che quindi si dedicava al biologico. Invece qui abbiamo un altro settore estremamente interessante perché effettivamente è un esempio importante. Attenzione, non tutto è facile, semplice, scontato, ci vuole moltissimo impegno, molta costanza e veramente dedizione, però le soddisfazioni dal volto anche sorridente, rilassato, dal bell'aspetto della nostra ospite, penso che ci possano essere, forse molte più che in altre attività che magari in questo momento non soddisfano e non appagano i giovani. Presidente, stato dell'arte, vediamo ad aggiornare i nostri telespettatori, che poi, come ci diceva anche lei fuori onda, effettivamente da riscontri anche nazionali c'è un interesse generico al settore agricolo. Beh, non solo direi che c'è l'interesse, ma c'è la necessità che noi procediamo con questo ricambio generazionale. Se pensiamo che in provincia di Padova i 65 anni sono più della metà della somma degli agricoltori operanti, questo ci costringe a velocemente adottare questo cambiamento generazionale. Non è, come diceva appunto lei, non è facile, non è semplice immediatamente inserire i giovani, siamo costretti a farlo utilizzando le aziende spesso di provenienza, quelle familiari, perché oggi è difficilissimo insediarsi, poi spiegheremo anche un po' perché. Questo però sta avvenendo in maniera graduale, c'è una sorta di interesse che chiama interesse, quindi abbiamo sempre in aumento giovani che si inseriscono nei nostri corsi di formazione. Sapete che un giovane non si inserisce così spontaneamente, ma deve fare un percorso, deve avere un bagaglio, diciamo, di istruzione dietro, e deve fare un percorso formativo per poter insediarsi all'interno della propria azienda. Questo lo stiamo facendo come Confederazione attraverso i nostri corsi di formazione, e poi ci vuole tutto un contesto più ampio che possa facilitare diciamo, l'ingresso, che significa assistenza dal punto di vista normativo, burocratico, ma anche indirizzarli verso le forme di finanziamento, verso quelle che sono le nuove attività, cose diciamo che per nostra fortuna i giovani apprendono velocemente, perché il bagaglio culturale di partenza è spesso molto elevato. Ecco, parlando di start-up, chiamiamolo in questi termini, certo, di aziende di altro genere, ne parlavamo anche l'altra sera con dei politici, con delle figure istituzionali, presidenti di un'industria, eccetera, dicevano che il problema per i giovani, e non solo, è il finanziamento da parte delle banche, e sono finanziamenti che mancano nel settore agricolo per dare avvio a una, tra virgolette, start-up o comunque un'azienda agricola, un settore. Il finanziamento com'è? Qual è la situazione? Ci sono anche fondi europei? Come funziona adesso? Qual è lo stato dell'arte? Il settore agricolo lo potremmo dividere in due filoni. C'è la partenza di una giovane azienda nell'ambito familiare, laddove c'è già il possesso del terreno, che diciamo è difficile ma sicuramente possibile. Dove c'è il possesso del terreno, questo è importante. Allora lì ci sono dei meccanismi di aiuto che vengono dalla Comunità Europea, transitano attraverso la Regione, sono l'insediamento dei giovani, è un finanziamento limitato, però consente di avere una partenza. Poi naturalmente questa nuova attività che viene svolta dovrà essere misurata
nell'arco di 3 anni per vedere se effettivamente ha prodotto qualcosa di positivo, e quindi quello che gli è stato dato è servito a questo. E poi c'è un livello di accompagnamento finanziario che purtroppo è quello del mercato. Quindi noi risentiamo in questo momento di quello che è la crisi finanziaria generale, le banche hanno difficoltà. E quindi anche con voi le banche certo, l'unico vantaggio competitivo che noi possiamo dare è che possiamo appoggiare queste richieste, farle appoggiare da un nostro consorzio fidi, uno strumento, un facilitatore di accesso al credito che però comunque ha le sue difficoltà. Oltre questo non c'è. L'altro aspetto, se io giovane devo mettere in piedi un'azienda di sana pianta, e cioè dal terreno alle strutture a tutto il resto, lì siamo veramente nella difficoltà assoluta, perché qui acquistare un ettaro di terreno nel Veneto, in provincia di Padova, si parte dai 75-100 mila euro, mamma mia, a fronte di un 20-30 mila euro della Francia, quindi di agricoltura. Ma perché questa sperequazione incredibile? Questo è un ragionamento che dovremmo fare forse dopo, ci vuole un po' di tempo, però sostanzialmente deriva dal consumo di territorio che noi abbiamo fatto negli anni. Quindi stiamo anche qua pagando, ce n'è poco, scontando. quello che c'è, tutti pensano che possa trasformarsi in qualcosa a più alto valore, quindi il mercato viene trascinato in alto. Questo significa una difficoltà enorme per chi deve avere una superficie minima per poter fare reddito. Se l'investimento viaggia intorno ai milioni di euro, non c'è attività agricola che può ripagare questo investimento. Questo è un problema fortissimo per i giovani agricoltori. Abbiamo chiesto infatti di far destinare all'utilizzo da parte dei giovani tutti i terreni di proprietà dello Stato. Queste cose poi le dirà forse anche meglio Daniela Giarini, nostra responsabile, che tra l'altro è anche presidente dei giovani del Veneto, perché noi abbiamo una giovane di qualità e quindi tutti la vogliono sentirsi rappresentati da lei. Quindi la questione non è semplice, perché i giovani sono pronti per fare attività multifunzionali, diversificate, nuove, però sicuramente incappano in quello che è il meccanismo dei finanziamenti, molto difficile anche per loro. Assolutamente. L'Europa? L'Europa. Adesso abbiamo il passato dell'Europa, cioè i vecchi finanziamenti che derivano dalla politica PAC applicata dal 2000, diciamo che quella che scade fino al 2013, e prevedeva alcune misure sia di carattere di insediamento e sia di carattere di finanziamenti a carattere strutturale. Questo finirà appunto quest'anno. La discussione del futuro, quello che interessa ai giovani, quello che va dal 2014 al 2020, è ancora sotto una cappa di nubi, nel senso che non si sa bene intanto quale sarà l'importo definitivo del budget della politica agricola europea. Siamo intorno ai 50 miliardi, qualcuno vuole ridurli, questo significa grandi difficoltà. Sì, assolutamente. Però siamo ancora nella indecisione di quale sarà il budget. Dopo le politiche, è chiaro che noi chiederemo delle politiche specifiche per i giovani, però se non sappiamo quale sarà, tra virgolette, la torta che i 27 paesi, oggi quasi 28, si dovranno dividere, questo veramente qui conta il peso che può avere l'Italia in Europa, quindi i nostri rappresentanti istituzionali al riguardo, perché sappiamo che l'Italia purtroppo in Europa a vario titolo, in vari ambiti, ha un peso specifico bassissimo, tant'è vero che vediamo tutti questi provvedimenti che ci vanno in ogni caso a danneggiare da una parte o dall'altra. È gioco forte. È un po' purtroppo una piccola, quasi una barzelletta che non ci raccontiamo. Forse l'Europa negli ultimi anni non è riuscita a capire neanche chi ci rappresentava. Ne abbiamo cambiati talmente tanti in pochi anni che abbiamo avuto anche difficoltà a farci ascoltare. Oggi sicuramente siamo meglio rappresentati perché abbiamo un tecnico in questo momento agricolo, con tutti i limiti del tecnico, però che dal punto di vista della politica europea è sicuramente un esperto. Perfetto, allora dopo torniamo su questi discorsi, sono estremamente interessanti, però un occhio importante anche lo vediamo ai giovani. Innanzitutto l'associazione di cui lei ha la rappresentanza, che cosa fa?
Allora, AGIA è l'associazione che appunto fa parte dell'associazione della Confederazione Italiana Agricoltori ed è dedicata ai giovani, quindi affianca i giovani sia nell'insediamento ma anche negli anni successivi all'insediamento, che sono magari anche difficili e spesso non presi in considerazione, perché è giusto far partire il giovane, ma poi il giovane deve essere anche aiutato. Il ruolo di AGIA si divide sia nella provincia che nella regione, che poi fa capo al nazionale, è quella di organizzare e di sostenere le idee, soprattutto chiedere il sostegno da parte delle autorità per favorire il ricambio generazionale in agricoltura, che ha molto bisogno in questo momento. C'è quindi bisogno anche nel vostro settore di un ricambio generazionale? Assolutamente. E c'è un ricambio oppure, perché sembra incredibile, emergerebbe che c'è bisogno di un ricambio, che i giovani vanno da un'altra parte e i giovani che non appartengono al settore che sono allettati invece da quest'ambito, quindi una specie di incongruenza, no? È un po' un appello che noi giovani di agricoltura e io personalmente come presidente regionale e provinciale dell'AGIA stiamo facendo, cioè di portare il più possibile i ragazzi in agricoltura, perché i dati di adesso relativi all'Italia sono che i giovani studiati in agricoltura sono il 2,9%, che è veramente un dato molto basso. Bassissimo. Però si deve pensare che senza i giovani l'agricoltura non potrà andare avanti, perché considerando che c'è un vasto numero di over 65, purtroppo non riusciremo a portare l'agricoltura ad avere competenze nel mercato se sarà sempre gestita da persone che pian piano cresceranno sempre di più con l'età. I giovani possono portare, si dice sempre, innovazione, poi hanno idee che veramente possono far rendere l'agricoltura, che adesso è al terzo posto per quanto riguarda l'economia nel mercato, può veramente portare benefici sia all'agricoltura stessa ma anche all'economia nazionale. Quindi dobbiamo dare un po' di più ascolto alle voci di noi giovani che abbiamo problemi in agricoltura e soprattutto favorire l'entrata di altri per l'insediamento, che sì, ci sono vari problemi. Come diceva anche il Presidente, non è facile per un giovane insediarsi in agricoltura per il discorso dell'accesso al credito che noi stiamo portando avanti come lotta da un bel po' di tempo, e il problema principale, che si parlava anche prima delle banche, è che forse è arrivato il momento di ascoltare e di vedere l'azienda agricola non dal capitale che ha, ma dall'idea che il giovane vuole sviluppare in agricoltura. Ma questo le banche dicono sempre, sì, infatti conta questo, però poi allo stato dei fatti i soldi non li danno perché sono loro stessi in difficoltà, e sia il settore agricolo che il settore industriale o di altri livelli si trovano bloccati lì, e l'Italia è in una situazione di gap veramente preoccupante da questo punto di vista, da cui non se ne vede una via d'uscita. Se poi addirittura i fondi europei, che erano quelli che costituivano una cosa molto importante, sono diminuiti o comunque in qualche modo arretrano, diventa un po' difficoltoso. Ecco, diceva, le difficoltà, quali sono le difficoltà dei giovani e quali sono invece gli aspetti che dovrebbero incentivare moltissimo verso questo settore? Allora, le difficoltà, appunto, i soldi, perché il credito è il problema più grande. Senza di quelli un giovane, ovviamente giovane, non ha il capitale per potersi insediare, quindi questa è la più grande difficoltà, quando il giovane che ha un'idea vincente, un'idea che può vincere sul mercato, non viene ascoltato e non può svilupparla e spesso rinuncia all'insediamento. Un altro problema è quello dell'accesso alla terra, non c'è... quindi mancanza di risorse. Esattamente. Noi sia dal provinciale che dal regionale stiamo facendo, diciamo, dei progetti, abbiamo chiesto anche al regionale, assieme alle altre associazioni di categoria, all'assessore regionale un elenco delle terre demaniali per poter vedere quali sono le terre che ovviamente possono essere usufruite, che adesso sono incolte, oppure, come diceva prima il Presidente, sono in attesa perché possono fruttare molto di più che non lasciate lì. A mio parere è meglio un terreno incolto che un edificio, però... Esatto, però c'è stato un periodo in cui tanti in agricoltura hanno ceduto per altri scopi. Magari ne parliamo anche di questo, perché adesso magari si va a piangere su una situazione che è stata degradata, e se non interveniva una legge tanti campi sarebbero riempiti di pannelli fotovoltaici, come è successo anche in certe regioni d'Italia. Pubblicità, poi torniamo insieme.
Sembra incredibile, ma poi non più di tanto, mancanza di territorio, mancanza di terreni che possono servire i giovani, che possono servire i non giovani, ma c'è stata una anche riconversione di molte destinazioni d'uso dei terreni. E questo fino a qualche anno fa andava bene, faceva reddito, produceva, adesso invece è stato un boomerang, insomma. Sì, esatto. Ci si sta rendendo conto che probabilmente da come era negli anni 50, dove venivano date concessioni edilizie un po' ovunque, adesso a causa anche di problemi come abbiamo visto anche solo 15 giorni fa, che con un'alluvione ovviamente con un po' di pioggia si crea il disastro. Questo è forse porta a sensibilizzare un po' di più, però questo ragionamento andava fatto molto prima che adesso, perché forse deve, tra virgolette, cascarci il morto prima che ci rendiamo conto di com'è la situazione attuale. Assolutamente. Presidente, è una questione di estrema serietà in realtà, perché adesso lo si dice così, non c'è leggerezza in realtà nelle nostre parole, ma sono delle considerazioni che dovevano essere fatte appunto in precedenza, e che è importantissimo che adesso si prendano provvedimenti seri al riguardo. Io lo dico importantissimo perché continuo a vedere comunque piani di edificazione e opere in essere che non so neanche quando mai verranno vendute, francamente, create, che vengono edificate con criteri vecchi, proprio senza nessun rispetto di normative, e poi già immagino i pianti dei sindaci su cui i territori comunque permettono certe urbanizzazioni perché fa comodo economicamente, quando poi si troveranno il comune mezzo allagato, ancor più di quello che è, a rispondere senza finanziamenti né soldi ai cittadini che si trovano in situazioni disastrose, perché poi sostanzialmente è questo. Perché per guadagno, per reddito, per soldi, insomma è un'incongruenza, però voi del settore agricolo non riuscite, non intraprendete una strada anche forte al riguardo. Beh, diciamo che questo è un argomento che noi ormai sono 15 anni che affrontiamo. L'abbiamo affrontato 15 anni fa circa con una proposta di legge di iniziativa popolare che appunto in qualche maniera sul paesaggio, sul territorio, che riconsiderasse l'utilizzo del terreno nel senso generale. L'abbiamo ripreso 2 anni fa con un'iniziativa che si chiama Carte di Matera, un luogo dove abbiamo elaborato una serie di idee che appunto abbiamo fatto firmare a quasi tutti i sindaci della provincia di Padova, per quanto mi riguarda, e anche riscontrando una grande sensibilità. In sostanza cosa si chiedeva? Si chiedeva un'attenzione maggiore al territorio, all'utilizzo, allo spreco, una maggiore attenzione rispetto alle tematiche naturali e ambientali, a avere un rispetto per le attività produttive, ma che fossero equilibrate. Ora sta crescendo, sta maturando una sensibilità anche politica rispetto allo spreco del territorio. È di iniziativa anche di questo nuovo ministro Catania, ma anche lo stesso presidente della regione Zaia o l'assessore Manzato. Ormai tutti siamo arrivati a dire che il territorio va salvaguardato perché purtroppo l'abbiamo finito. Ora il Veneto è la seconda regione dopo la Lombardia per consumo ad usi artificiali, cioè abbiamo impiegato tanto di quel territorio per capannoni, per strade, per strutture. Cioè le zone artigianali, industriali erano devastate. Che ha rappresentato anche uno degli elementi per la crescita del nord-est, non possiamo dire di no. Se oggi parliamo, ma ci sono state speculazioni, certo, ed era prevedibile. Se oggi parliamo di aree metropolitane, cioè di zone edificate che sono senza soluzione di continuità, è perché l'abbiamo costruito in un certo modo. Questo non può più essere, perché oggi noi sappiamo che la vivibilità di un territorio sta anche nel rispetto di un mix tra attività, imprenditoriali e terreno agricolo. L'ambiente si regge se c'è questo tipo di equilibrio, e anche l'appetibilità di un territorio deriva anche da questo, saper dare non soltanto risposte che sono fondamentali, lavorative, ma anche di qualità di vita. Assolutamente. Se noi perdiamo questo, non solo non ci insediamo più, ma siamo a rischio anche dal punto di vista di quello che è uno degli elementi principali di quest'area, che è il turismo.
Bravissimo, infatti volevo proprio toccare questo aspetto qua che secondo me collima moltissimo. E un'altra cosa, lei ha parlato rispetto del territorio, tanti hanno posto l'obiezione che in realtà l'agricoltura, a parte un certo tipo di agricoltura fatta in modo consapevole e rispettoso, non è stata sempre rispettosa del territorio, come anche adesso ci sono molti agricoltori che si buttano nel settore vitivinicolo perché ha una redditività alta, settore vitivinicolo che però in parte può depauperare un territorio che destinato ad altri tipi di colture avrebbe una resa in termini generali maggiore, sarebbe maggiormente utile, anche se meno remunerativo. Cosa si può... Ora, è un argomento un po' complesso questo qui. Diciamo che spesso ci può essere questa tendenza a ricercare il settore che dà una certa redditività. Certo, nessuno accetta di essere condannato a non avere reddito rispetto a un altro che ha reddito, questo è normale, uno fa le scelte le migliori possibili per sé. Ora, se io penso alla provincia di Padova, sicuramente per noi l'attività vitivinicola è assolutamente limitata, è diciamo circoscritta in due aree più vocate che sono i colli e l'area diciamo un po' col Silvano e poi distribuita un po' a macchia, ma sicuramente in grande recessione rispetto al passato, cioè ce n'erano molti di più di vigneti nel passato rispetto a oggi. Oggi invece si sta qualificando come elemento, se poi si riferisce a fatti speculativi, perché seguire la moda produttiva del momento, che può essere il prosecco piuttosto che altre cose, devo dire che nella nostra provincia siamo stati abbastanza intelligenti nel non seguire troppo questa moda, ma nel salvaguardare ancora le nostre produzioni, anche di bianchi che sono caratteristici, il serprino, il fior d'arancio da sviluppare come un modello vincente in questo momento, che incontra tanti... Questo ci sta. Quindi non attribuirei a questo motivo il discorso diciamo, dello spreco del territorio, di un uso diciamo, sbagliato. Certamente l'evoluzione economica di alcuni settori hanno fatto sì che siano scomparse un certo tipo di produzioni. Se pensiamo alle barbabietole, oggi praticamente è difficilissimo trovare perché è venuto meno un mercato, un'attività industriale che l'accompagnava e si è cambiato il territorio da quel punto di vista. Sì, assolutamente. Diciamo, l'aumento a dismisura del mais è derivato anche dal fatto che fosse un prodotto che dava un certo reddito, una certa quantità, una certezza. Nel passato anche questo sta venendo meno e vedremo che il terreno cambia a secondo anche di come cambia l'economia. Domani probabilmente avremo più frumento rispetto al passato perché c'è un'evoluzione. Questo fa parte un po' di alcune dinamiche, a volte distorte, però queste non rappresentano elemento di consumo del territorio, anzi. Quindi no, questo era bene precisarlo, assolutamente. Ecco, perché sicuramente vorrebbero saperlo anche i nostri telespettatori. Lei di che cosa si occupa? Io ho un'azienda agricola e produco miele, ho un'apicoltura. Dove, in che zona? Nella zona di Cartura, ai piedi dei Colli Ugani. Ecco, quindi... apicoltura, anche questo è un settore importantissimo, però di nicchia, non è comunque... in che cosa consiste, quali sono anche le difficoltà del settore? Beh, l'apicoltura prima di tutto per produrre vari tipi di mieli floreali c'è bisogno di un'apicoltura nomade, quindi dobbiamo spostarci nella zona dei colli e nella zona, di solito noi produciamo mieli di varie tipologie, per esempio il tiglio e il trifoglio nella zona di San Martino di Venezia, quindi verso il Rodigino. Portare gli apiari nei colli significa o chiedere affitto di terreni oppure avere dei terreni di proprietà dove mettere delle postazioni fisse per poi produrre il miele, per avere comunque un posto dove le api possono sostare. È difficile trovarlo, bisogna o bussare alla porta o chiedere, sempre ritorniamo al discorso di prima della mancanza di terreno anche per chi vuole allargare un po' la propria produzione. Diciamo che io sono stata fortunata, e lo posso dire perché ho scelto di diventare imprenditrice agricola, però avevo alle spalle già un'azienda che era gestione familiare, era una passione di mio padre, quindi sto portando avanti la passione facendo diventare davvero un lavoro primario per me. Stiamo vedendo le immagini proprio relative al settore. Ma il passaggio com'è stato? Il passaggio
Diciamo che sono insediata da 2 anni, quindi non tantissimo, ancora sto vivendo, diciamo, sto imparando. Perché ancora... Quindi la famiglia è vicino? Esatto, perché giovane sì, sono nata con le api e mi sono insediata in agricoltura, però ancora molte cose non le saprei fare da sole, quindi l'affiancamento di uno con esperienza è fondamentale per un giovane per riuscire ad essere subito attivo nel mercato. Quindi l'esperienza di mio padre mi aiuta tantissimo nella mia attività, ma la cosa positiva, che è quello che manca in agricoltura e per questo sono fondamentali i giovani, è quello che si portano idee, si portano innovazione, si sviluppa. Facciamo degli esempi concreti, visto per quello le chiedevo anche l'attività, in modo che anche chi ci ascolta riesca a capire che cos'è un'idea, l'innovazione in un settore anche particolare come questo. Allora, si aumenta la forza lavoro, quindi si chiede più impegno, le dico quello che ho fatto io nella mia azienda. Sì. Abbiamo duplicato la produzione totalmente, abbiamo comprato macchinari, diciamo, facendo degli investimenti sostanziosi, ma macchinari che portano a una produzione più veloce, più attenta anche alla qualità del miele, quindi stiamo cercando zone particolari attraverso ricerche, mi affido anche a istituti per cercare appunto le zone migliori dove produrre il miele migliore. E poi ho portato, sì, mi tengo un po', vado fiera di questa cosa, la multifunzionalità in azienda, quindi al di là della vendita diretta che abbiamo sia in azienda sia ai vari mercatini dell'associazione, quindi a chilometro zero dal produttore al consumatore, ho portato anche la fattoria didattica in azienda, abbiamo costruito un'aula solo per i bambini, lavoriamo con le scuole. Quindi formazione, insomma. Esatto, c'è proprio tutta un'educazione alla natura e soprattutto all'importanza dell'ape e in natura, studiando dei progetti anche con le insegnanti, quindi anche questo è una fonte, diciamo, di reddito, ma dà anche soddisfazione proprio per il lavoro stesso che si fa. Poi personalmente abbiamo rivisto tutta la parte del marketing, quindi un sito internet con la vendita online, che questo è fondamentale. Ad ottobre ho partecipato a una fiera attraverso un bando che ho vinto con il Ministero, la Fiera Mondiale dell'Agroalimentazione a Parigi, e anche questo porta ad aprire più mercati, sperando ovviamente, nonostante il momento di crisi, però si cerca sempre nuovi canali, nuovi sbocchi per lanciare il nostro prodotto. Quindi dalla produzione, dalla semplice produzione e vendita che era prima, ci stiamo allargando, però ripeto, da 2 anni che sono insediata, quindi con l'appoggio di mio padre pian piano si cerca di sfondare, tra virgolette, nel mercato. E la domanda che magari potrebbe farci un dei nostri telespettatori, immagino già, che hanno una certa età e che non riescono a portare i figli in azienda, perché poi l'abbiamo visto anche in alcune osservazioni. Che cos'è che invece l'ha spinta a restare in azienda, perché magari avrà fatto degli studi, avrà avuto e continuare l'attività dei genitori? Cosa c'è stato? Che messaggio le hanno trasmesso i suoi genitori? E quindi che sente di consigliare, di dare a chi invece ha dei problemi al riguardo, che poi è un problema diffuso, non riguarda solo l'agricoltura, perché molti imprenditori vedono i propri figli che fanno altre strade e quindi l'azienda andrà a scemare. Allora, prima di tutto voglio partire dal presupposto che il mio percorso di studi non ha nulla a che fare con l'agricoltura, o meglio, sono laureata in progettazione e gestione del turismo culturale, poi ho fatto un corso sul turismo enogastronomico, però da qui all'agricoltura adesso magari più si o meno, possono trovare. Esatto, la mia idea era anche quella di conciliare entrambe le cose, ma questo si vedrà in futuro. Cosa mi ha spinta a restare? Mi ha spinta a restare la passione, che comunque si è tramandata da padre in figlia. Se non c'è la passione un genitore può insistere quanto vuole, ma non otterrà mai niente, oppure il lavoro non sarà mai come quello proprio che viene dal cuore, perché un agricoltore è un agricoltore proprio per passione. Poi
sono stati gli incentivi anche offerti dalla Regione, quindi io essendo giovane ci sono delle buone opportunità, facendo una domanda del piano di sviluppo rurale, ci sono delle misure adatte per i giovani che si possono sfruttare e si possono usufruire. Poi il vantaggio anche di essere donna, questo mi ha portato ad avere ancora più attenzione, perché appunto c'è una sensibilità anche per insediare le donne in agricoltura che portano, come si è dimostrato, più attenzione, più cura nei particolari, quindi c'è questo bisogno anche della figura femminile in un mondo che è stato fino a poco tempo fa prettamente, diciamo, maschile. No, sia per i lavori che uno è portato a fare, ma anche proprio perché l'uomo è sempre stato visto, l'uomo agricoltore e la donna più... Assolutamente. No, queste sono cose molto importanti. Poi vediamo appunto anche il ruolo a questo riguardo dell'associazione, che non credo sia secondario, e la responsabilità che anche ha, perché effettivamente un'associazione si fa forte degli iscritti e può spingere in un modo o nell'altro e coinvolgere anche le giovani generazioni e non soltanto che coloro che sono un po' scorati o scoraggiati. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, un po' in conclusione, ma anche per dare dei messaggi estremamente costruttivi, l'importanza dell'associazione a questo riguardo, perché poi tante volte in questo periodo in cui si vede tutto negativo vengono coinvolte anche le associazioni, si dice che non sono rappresentative, io dico nelle varie categorie, perché gli imprenditori sono stati in primis coinvolti in questo, ma poi l'associazione dei professionisti e quant'altro. Il sostegno quindi alle imprese giovani, quanto importa, che valenza avete voi nel coinvolgimento, nel sostegno? Intanto io la formazione se l'è fatta. Ricordo sempre una cosa per quanto riguarda l'utilità, la credibilità, il consenso. L'associazione è lo strumento che l'imprenditore si crea per dare delle risposte che da solo non potrebbe darsi. Cioè, il singolo imprenditore non può forse pensare a farsi una formazione. Si organizza insieme ad altri che hanno le stesse idee e mette insieme un'associazione. I proprietari delle associazioni sono gli imprenditori. Certo. Questo è. Posto questo, naturalmente si determina tutta una serie di scelte che sono naturalmente la rappresentanza, quella di carattere politico, ideale, quello che sono le nostre idee, noi vorremmo che fossero portate avanti per quanto riguarda l'agricoltura. E poi a fianco a questo ci si attrezza per una serie di strumenti che possono far rendere più competitiva l'azienda e quindi formazione specialistica, non generalistica, quindi tutto quello che riguarda l'agricoltura nella nostra associazione c'è, ci può essere. Naturalmente un'azienda può rivolgersi anche al mondo esterno se ritiene opportuno quello di servizi, però si vede che questa specificità in materia spesso è vincente. Questa è la ragione, quindi perché noi teniamo, perché noi CIA di Padova ancora abbiamo la fortuna di avere 11.000 associati iscritti. Sono tanti comunque. E quindi questo perché c'è un sentire, cioè sono piccole aziende, medie aziende, grandi aziende che trovano risposte precise e quindi questo giustifica la nostra esistenza, che però è finalizzata a una domanda. Se non c'è la domanda viene meno la nostra ragione di esistere. Quindi è importante anche per chi ha dei problemi rivolgersi all'associazione, certo. Cioè saper ricordarsi che esiste, smuoverla insomma, perché possa fare qualcosa, perché più rappresentativi voi siete, più potere potete avere in eventuali trattative e contrattazioni. L'utilità deriva anche dalla capacità di rispondere alle esigenze, alle domande. Se vengono su domande noi possiamo modificare. Ora in questi giorni, se uno avesse modo di girare la nostra provincia, troverebbe che noi tutte le sere siamo impegnati a spiegare in assemblee partecipate, con sforzo di tutti, nostro, ma anche degli agricoltori che fino a tardi discutono, sì, per capire quali sono le nuove opportunità, sia del fisco, sia del credito, della nuova PAC, oppure i possibili rischi che hanno se non rispettano determinate normative. Questo è un servizio che noi dobbiamo fare perché è l'elemento che permette all'imprenditore di scegliere, cogliere le opportunità e prevenire i rischi. Questa è una delle attività di formazione e informazione che noi svolgiamo normalmente. Poi organizzeremo riunioni conviviali, possiamo organizzare proteste su certi settori. Oggi abbiamo alcuni temi che sono all'ordine del giorno che noi dovremmo per forza affrontare in maniera... Quali sono?
Faccio un esempio molto banale, la storia dei cinghiali sui colli. Oggi, da qualsiasi parte la si voglia vedere, è un problema complessivo della società che è insediata in quei posti. Sia che si sia animalisti che no, comunque è un problema, perché sono, diciamo, una razza animale che vive male in quel territorio in questo momento. Beh, ma vive male perché non ha gli spazi perché non è sufficiente quel territorio, quell'habitat, così come da anni è stato prodotto. Però sono specie autoctone? Non sono autoctone, sono state importate e comunque sono degenerate. Il fatto stesso che abbiano cambiato le abitudini non solo alimentari ma anche riproduttive, hanno raddoppiato la capacità riproduttiva, non hanno nemici naturali, quindi c'è un elemento che cambia. Se un cinghiale lo trovi a passeggiare in mezzo alla strada, non è naturale, non è normale, cioè sta cambiando qualcosa. Allora bisogna avere l'intelligenza di saper far convivere le giuste esigenze di chi fa un'attività e vorrebbe alla fine dell'anno ricavare un reddito da quello, con il rispetto di una zona che è un parco, che però non può essere abitata a lungo andare soltanto da una specie animale. Ma questo l'abbiamo anche per altre specie, stanno scomponendo in tutti i piccoli uccelli, perché ormai fragazze e corvi, cornacchie prevalgono, fanno sparire tutto quello che... Questo anche dal punto di vista naturalistico credo sia un problema da porre. Questo è un esempio. Noi dovremmo affrontare questa questione con la Regione. Col parco abbiamo un rapporto conflittuale, ma ce l'abbiamo per fortuna, che speriamo diventi costruttivo. Noi dobbiamo rappresentare le esigenze degli agricoltori. Non può essere che è l'agricoltore che si fa carico della problematica ambientale. No, assolutamente, però nel rispetto dell'ambiente, questo è importante, nel rispetto dell'ambiente, perché altrimenti, dopo come è successo in passato... Nella convivenza, certo. Noi perché l'uomo prevale sempre sulla natura, poi piange sul fatto che ha distrutto la natura e non la ricostruisce più, per cui questo è anche una... Cioè, bisogna vedere un po' oltre, secondo me. È l'esasperazione delle cose che poi determina, diciamo, questi accanimenti da un senso, in un modo o nell'altro. Credo che se riusciamo a trovare soluzioni intelligenti, questo vale per tutti. Ecco, siccome anche lei fa parte dell'associazione, anche voi in proiezione concordate con le idee, che tipo di vedute avete, cosa fate? Questo è un anno fondamentale per noi giovani perché stiamo parlando della nuova riforma della PAC che ci sarà nel 2014, quindi tutto quello che noi vogliamo, tra virgolette, oppure che è possibile fare per i giovani, lo stiamo gridando a gran voce, non solo qui nel provinciale, regionale e ovviamente nazionale, ma anche l'associazione si rivolge anche alla comunità europea, quindi a Bruxelles facendo l'attività di lobby. Portando solo un piccolo esempio, alcuni giorni fa, grazie al sostegno dell'associazione, ci è stato chiesto dal Consiglio europeo dei giovani agricoltori un sostegno diciamo, da tutte le nazioni che aderiscono agli Stati membri, un sostegno per delle varie autorità per sostenere alcune proposte che noi giovani ancora l'anno scorso avevamo presentato al Ministro dell'Agricoltura europeo per inserirle come proposte nel nuovo piano della PAC. Ora, come si diceva all'inizio, che diceva il Presidente, si sta dando attenzione soprattutto a altri argomenti che comunque sono importanti, però si sta venendo meno l'attenzione al ricambio generazionale, che è fondamentale. È un problema anche europeo, non è solamente dell'Italia, è proprio un problema europeo, e quindi è iniziata questa campagna dove abbiamo raccolto delle firme delle autorità partendo dal Ministro dell'Agricoltura regionale al Ministro dell'Agricoltura qui di Padova, e abbiamo fatto questa raccolta di firme, abbiamo visto una forte sensibilità a livello regionale a sostegno appunto delle nostre proposte, sperando che questo possa portare i suoi frutti. Una cosa da dire, che prima ho parlato della mia azienda, come non è tutta rose e fiori in insediamento, come abbiamo detto prima in agricoltura. Sono la prima io a dirlo, che è un lavoro che non ha un orario, si lavora
si parte la mattina alle 7 si finisce alle 9 di sera, ma così anche tutti quelli penso che vogliono fare imprenditori nei vari settori. Ovviamente un giovane che vuole insediarsi, come ho detto prima, ci vuole soprattutto la passione, però le possibilità ci sono, quindi anche chi ha qualche idea si rivolga all'associazione. Ecco, questa è una cosa importante, un messaggio che forse può risolvere tante volte le persone che non sanno dove girarsi, rivolgersi all'associazione a questo punto. Sì, chi ha delle idee, chi vuole, diciamo, portare i propri progetti in agricoltura, se ha bisogno di questo, quindi ben venga. Perfetto, benissimo. Cosa dice lei, Presidente? Ma assolutamente, noi incontrando questi giovani ricaviamo degli insegnamenti che possiamo esportare poi anche ad aziende già mature, perché la capacità di innovazione, la capacità di vedere al di là, un po' più lontano, quello che si dice oggi la visione, avere una visione strategica di qualcosa che avverrà, che potrebbe avvenire, che noi oggi non riusciamo a cogliere, credo che sia un bisogno. Io credo che i giovani riescono a dare questo e si produce un effetto benefico. L'altro aspetto che volevo sottolineare è questo per noi ad esempio notiamo che diciamo, la multifunzionalità è donna, o meglio è più donna che uomo. Sta nella mentalità proprio. E infatti tutte le attività in cui c'è valore aggiunto, c'è capacità di specializzazione, lo vediamo che spesso è accompagnata da presenze femminili, tutta la vendita diretta, i mercati, ma spesso l'agriturismo, le fattorie didattiche, sono legate a questa capacità al femminile. Oggi ci sono molte presenze femminili nelle nostre aziende, ma fattive, cioè sono responsabili, sono imprenditori. Questo va detto e credo anche da parte nostra con orgoglio, nel senso che questo rappresenta anche un'evoluzione e una risposta alle loro domande. Certo, hanno ancora tutti gli obblighi che la donna in genere si porta dietro, che la famiglia, la casa, spesso anche una famiglia allargata da tenere dietro, e quindi questo è un problema. Però credo che i risultati ci sono, quindi brave loro che riescono a fare anche andare insieme tutte le cose. Noi proviamo, abbiamo un'associazione, la nostra associazione di donne si chiama Donne in Campo, anche qui ci sono persone che si danno da fare per sviluppare soprattutto un dibattito al femminile in agricoltura, da mettere insieme poi in quello che è il calderone generale, quindi le idee dei giovani, delle donne, degli imprenditori e di altri settori particolari, alla fine producono questo mix che è un po' la nostra linea, che ha necessità di aggiornarsi, perché credo che non possiamo rimanere quelli di qualche anno fa. Considerate che in provincia di Padova, da 30.000 aziende che erano iscritte alla Camera di Commercio solo 15-20 anni fa, oggi siamo esattamente alla metà, 15.000. Quindi c'è stato un taglio drastico, ma non c'è stato un taglio né di produzione né di qualità, anzi, produzione e qualità sono cresciute, che significa che nelle aziende che sono rimaste c'è stato un aumento degli investimenti, della capacità innovativa e al tempo stesso anche un legame con la tradizione. Quindi questo è un elemento che per noi è fondamentale, è la risposta del futuro. Il fatto che gli italiani vedano l'agricoltura come un elemento importante, direi quasi fondamentale per la crescita economica, quella futura, è un segno, credo che ci debba ripagare degli sforzi che abbiamo fatto. Dall'altra parte anche la capacità di dare nuova occupazione. Ricordo sempre che nel mondo commerciale, dopo la moda, c'è il Made in Italy agroalimentare. Anche se non abbiamo delle grandi tutele, però... Esatto, pur subendo in continuazione, diciamo, soprusi, aggressioni di malavita e anche di sistemi industriali organizzati che vogliono, diciamo, acquisire il nostro Made in Italy. Chiarissimo, siamo arrivati al termine, Presidente, noi la ringraziamo del suo contributo, naturalmente anche alla nostra, con veste istituzionale, però giovane imprenditrice, bene sottolinearlo, quindi avete avuto anche informazioni, ricordatevi quindi il sito, ricordiamolo Presidente. www.ciapadova.it. Ecco, per avere informazioni, ci sono numeri di telefono, è un'associazione di categoria a livello territoriale, però poi può dare indicazioni a chiunque, anche di altri territori, sia per intraprendere una certa strada, con grande passione, sottolineiamolo, ma anche chi si trova in difficoltà, abbiamo visto problemi di carattere fiscale e quant'altro, quindi risoluzioni possibili. Nessuno si deve sentire solo, le possibilità per avere un aiuto, un supporto esistono, basta muoversi un pochettino e informarsi. Noi avremo ancora altri appuntamenti per tenervi aggiornati al riguardo, io vi auguro un buon proseguimento, come sempre noi ci vediamo domani, grazie.
Padova.